Musumeci chiude la Sicilia e chiede l'intervento dell'esercito. Ha licato una donna positiva al tampone del coronavirus, era tornata da una crociera, in quarantena sindaco e impiegati comunali. L'Italia ai balconi con i flash mob musicali a casa con dei video ironici. L'imprenditore agrigentino Salvatore Moncada, dopo la donazione all'ospedale di Agrigento, adesso organizza un'iniziativa per contrastare la carenza di mascherine. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il governatore Nello Musumeci chiede l'intervento dell'esercito in Sicilia e annuncia blocco dei collegamenti. Il servizio di apertura è di Lello Casesa. Siamo preoccupati delle 30.000 persone giunte in Sicilia negli ultimi giorni che si sono autoregistrati alla protezione civile regionale. Ma quante altre migliaia sono entrate in Sicilia senza avvertire gli organi competenti con la responsabilità e la prudenza necessaria? Lo ha dichiarato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci in collegamento dalla sua abitazione, che ha chiesto l'intervento dell'esercito per contrastare gli arrivi dal nord Italia nell'isola. Non si tratta di mettere carri armati sulle strade, ma di coadiuvare le forze dell'ordine nello scoraggiare gli arrivi dal centro-nord, ma anche da altri paesi del Mediterraneo, visto che la Sicilia è una regione di frontiera. Ecco perché il controllo degli accessi assume un importante significato. Bisogna destinare una parte dei soldati che già sono su strada ai controlli nei punti di arrivo in Sicilia. Abbiamo istituito, dice sempre il governatore, un numero verde gestito dalla protezione civile, al quale chiamare per chi è rientrato dal nord per autodenunciarsi. Fino a questo momento la diffusione appare contenuta, ha detto il governatore, con 188 positivi e 71 ricoverati, di cui 15 in terapia intensiva e 2 decessi. Bisogna essere preparati al peggio e stiamo attrezzando reparti per realizzare 1.000-1.500 posti per ospedalizzazione ordinaria e 200 posti per terapia intensiva. Diciamo che noi siciliani sappiamo prendere tutto con fantasia e con creatività, sembriamo un po' disincantati, anche se in questa fase abbiamo dimostrato grande senso di responsabilità, 5 milioni di abitanti che hanno capito, forse con qualche giorno di ritardo, che il pericolo c'è ed è concreto. I numeri finora non sono particolarmente allarmanti, ma questo non ci fa sedere sugli allori. Abbiamo i numeri aggiornati, 188 positivi, soltanto 15 in terapia intensiva, i ricoverati sono 71, 2 decessi purtroppo. Noi siamo alle prese con i 31.000 cittadini che sono arrivati negli ultimi 10 giorni in Sicilia provenienti dal nord e abbiamo continuato a chiedere e chiederemo ancora al governo nazionale di predisporre misure di controllo nei punti di arrivo, nei porti, negli aeroporti, sullo stretto di Messina. Noi siamo una regione di frontiera e abbiamo bisogno di controllare i passeggeri che arrivano da noi. Io ho chiesto anche l'ausilio dei soldati dell'esercito che possano fare da spalla al personale volontario della Croce Rossa, alle guardie del Corpo Forestale regionale e al personale sanitario che controlla i passeggeri in arrivo. Stiamo prevedendo anche il cosiddetto piano B, se posso ancora per qualche secondo illustrare il nostro programma. È un piano di contrasto, naturalmente immaginiamo altri 200 posti di rianimazione, riconvertendo alcuni reparti degli ospedali pubblici e raggiungendo accordi anche con gli ospedali privati. Voglio ringraziarli perché stiamo ricevendo tanta disponibilità. Il nostro bando per reclutare personale sanitario e parasanitario dà ottimi risultati, oltre 600 infermieri già si sono iscritti e sono pronti a prendere servizio in caso di emergenza e 140 medici. Stiamo affrontando anche circa 2.000 posti letto per ospedalizzati non in rianimazione qualora l'epidemia dovesse avere un epilogo e una dimensione assolutamente superiore
a quella che finora abbiamo immaginato e proiettato. Siamo pronti a tutte le evenienze, ma naturalmente chiediamo grande senso di responsabilità. Chi è arrivato dal nord lo dica, firmi l'autodenuncia, l'autocertificazione, si metta in quarantena, consulti il medico di famiglia. E sui trasporti aggiunge: ho chiesto al Ministero dei Trasporti di predisporre un'ordinanza che blocchi non solo tutti gli arrivi di notte in Sicilia, ma che li limiti anche di giorno, sospensione dei collegamenti aerei, nazionali e internazionali, ad eccezione dei 2 voli al giorno tra Roma, Palermo e Catania, blocco di tutti i servizi automobilistici interregionali e dei servizi marittimi per il trasporto dei passeggeri, garantendo solo quello merci. Con Roma sarà mantenuto un solo treno Intercity al giorno. Il governatore ha chiesto al Ministro della Salute Speranza i necessari controlli sanitari alla partenza, sia per i passeggeri che per i conducenti di mezzi di trasporto di merci. Caso di coronavirus a Licata. Si tratta di una donna rientrata da una crociera, moglie di un dipendente comunale di Licata. Il sindaco e 22 impiegati in isolamento precauzionale. C'è il servizio. Salgono a 2 i casi di coronavirus a Licata, un 52enne risultato positivo. L'uomo si trova ricoverato all'ospedale Santeria di Caltanissetta, dove era giunto la scorsa notte. Secondo notizie del nosocomio nisseno, ricoverato in rianimazione in gravi condizioni. Positivo anche il tampone che le autorità sanitarie hanno eseguito su una donna 60enne. La donna, secondo quanto dichiarato dal sindaco della città Pino Galanti, che ha confermato la notizia, è in buone condizioni di salute e non è ricoverata in ospedale e in quarantena nella propria abitazione. Ovviamente sono in quarantena anche tutti i familiari e i controlli vengono eseguiti su chi è stato a contatto con lei negli ultimi giorni. E siccome il marito è un impiegato comunale, anche il sindaco di Licata, Pino Galanti, si è messo in autoisolamento domiciliare assieme a 22 impiegati dell'ente. Al municipio, secondo quanto ha fatto sapere il sindaco, verranno garantiti i servizi essenziali. Nel frattempo è stata disposta la sanificazione dei locali e le autorità sanitarie sono al lavoro per ricostruire i contatti della donna che di recente era stata a trovare la figlia, una infermiera in servizio all'ospedale di Sciacca, dove sarebbe partito il focolaio di infezione. Il comune di Licata, con il vice sindaco Antonio Montana, in accordo con le forze dell'ordine e la protezione civile, ha istituito il centro operativo comunale. Sì, assolutamente sì, niente panico, unico comandamento e unico consiglio è restare tutti a casa e uscire solo per approvvigionamento, per motivi sanitari o di lavoro. Il caso è attenzionato dai sanitari, è stata in quarantena, sono state contattate tutte le persone che hanno avuto contatti con questo soggetto, che per privacy è meglio non riferire il nominativo. Tutto è sotto controllo. Io chiedo alla popolazione e invito a una maggiore responsabilità e quindi uscire uno per nucleo familiare per l'approvvigionamento, non stazionare davanti ai tabacchini o ai bar chiusi, e cercare di essere molto responsabili, perché l'unico modo, come diceva esattamente il sindaco, per evitare il veicolare del contagio è rimanere tutti in casa e ridurre al minimo le uscite. State attivando il centro operativo comunale? Assolutamente sì, dall'inizio proprio di questa mattina è stato attivato il centro operativo comunale, siamo in collegamento con tutte le forze e le autorità cittadine, ognuno delle quali ha dato il nominativo del responsabile per le varie comunicazioni e per contrastare quegli assembramenti non autorizzati e quindi in questo momento assolutamente vietati. Quale funzione avrà appunto il centro? Le funzioni saranno diverse, oltre a quella di comunicazione, di aiuto alle persone in quarantena, di salvaguardia della collettività, anche quella di un coordinamento proprio tra tutte le autorità locali per la massima applicazione e la puntuale applicazione dei decreti emanati sia dal Presidente del Consiglio dei Ministri sia dal nostro Presidente della Regione. Le misure di prevenzione sono state tutte adottate, ma anche avete fatto la disinfestazione della città, insomma state
state operando a 360 gradi anche in questo senso. Sì, continueremo anche nella disinfestazione della città, delle strade cittadine. La prossima settimana, già dall'inizio, quindi da domani, inizieremo a riprendere il processo di sanificazione e verrà ripetuto. Abbiamo disinfettato e sanificato anche gli edifici pubblici, le chiese, quindi stiamo procedendo proprio in tutti quei luoghi dove magari ci sia stato un assembramento per evitare che il virus possa essere veicolato. Davanti all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso è stata allestita una tenda pre-triage per assistere eventuali affetti da coronavirus senza che ci sia contatto con gli altri pazienti. Ribadisco, è il commento del sindaco di Licata Pino di Galanti, l'appello a tutti a non uscire di casa. Come è noto, al momento si tratta di l'unica arma che abbiamo per combattere il coronavirus. È fondamentale inoltre che coloro i quali sono tornati a Licata da regioni in cui il contagio è più diffuso rimangano in quarantena, ed in quarantena devono rimanere anche i loro familiari. Lo ripeto a tutti, dobbiamo stare a casa. La musica e i flash mob ai balconi diventano un appuntamento per scacciare la noia e la paura e per farsi anche un po' di compagnia. Margherita Trupiano. Vivendo sicuro accanto. Cantare per esorcizzare la paura, cantare per rallegrare strade vuote e silenziose, cantare per dimostrare che c'è vita dietro quelle persiane che schermano l'Italia malata da quanti si trincerano in quelle case divenute piccole scialuppe di salvataggio in quel mare in tempesta che il Covid-19 agita impetuosamente. E allora i flash mob diventano un modo per tenersi per mano idealmente, radunarsi rispettando le distanze, cantare ad una inusuale ritrovata socialità. Allontanare per 5 minuti la paura che domina molti e la solitudine, quella a cui poco siamo abituati, in uno scorrere frenetico quotidiano di impegni, appuntamenti, incontri, vita pulsante, insomma, che adesso sembra un'immagine frisata, un fotogramma fermo nel quale solo ogni tanto passa un'auto, un passante si affretta a togliere il disturbo mentre tiene il capo inclinato e coperto da una mascherina. Sbigottiti da tutto questo, cantiamo, accendiamo lumini, suoniamo al balcone le più allegre canzoni, tentiamo di dare impulso ad un sistema che, come un film apocalittico, è bloccato, una pellicola della quale mai avremmo pensato di essere protagonisti. E mentre cantiamo i decessi aumentano, la strage si consuma nella solitudine di quanti ci lasciano senza il conforto dei propri cari, senza la possibilità di degne esequie, senza alcuna normalità. E allora il prossimo flash mob dedichiamolo a loro. E quella che non manca è sicuramente l'ironia, il sorriso, la voglia di divertirsi. Vi mostriamo ciò che accade all'interno delle case. Basta, facci sfascare, ma non già allenare, non facci più, è già pedalato. Palla. Sì. 30-15. Try
Fino al prossimo 25 marzo viene sospesa la ZTL in via Atenea ad Agrigento. La decisione è stata adottata dall'amministrazione comunale per consentire in tutte le ore del giorno e della notte la consegna di farmaci e merci di prima necessità, oltre che per la consegna della spesa a domicilio per molte famiglie di anziani residenti nel centro storico di Agrigento. L'imprenditore e presidente della Fortitudo Basket, Salvatore Moncada, a fronte della crisi sociale e sanitaria provocata dal coronavirus, ha donato 100.000 euro all'ospedale di Agrigento, questo negli scorsi giorni, ma adesso pensa anche alle mascherine. Vediamo. Buongiorno, intanto io ho voluto fare questo video per ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto sui social per la donazione che noi abbiamo fatto. Non potevo farlo sicuramente, eravate veramente in tanti. E anche per ringraziare quelle persone che hanno dato disponibilità eventualmente a cucire delle mascherine. E in seguito vedete una specie di tutorial, non è un vero e proprio tutorial, ci stiamo organizzando per far arrivare tessuti e penso che fra lunedì e martedì li avremo. Stiamo facendo delle prove per tagli automatizzati perché farli a mano uno a uno è veramente complicato. E poi tutti quelli che scriveranno per email ci daranno, a cui chiediamo anche la disponibilità in funzione del tutorial che vedono, in quanti sono disponibili a cucirne. Tenete conto che questi andranno a tutte le società che lavorano e che non trovano le mascherine, ci sono gli operai senza mezzi di protezione, e poi qualora alcuni apparati dello Stato li vogliono utilizzare, un grande piacere. Tenete conto che se tutti quelli che hanno dato la disponibilità ne facessero 50 al giorno, che è una cosa banale visto che arriva tagliato e tutto, avremmo una fossa di fuoco, ecco, di 1500 mascherine. Voi sapete, io faccio altro, mi sto mettendo in questa situazione perché onestamente vedere la difficoltà che c'è a trovarle, la gente che cammina senza mascherine, che quindi può essere ancora può essere molto pericoloso. Poi abbiamo trovato che non sono certificate, però vi posso assicurare che abbiamo messo un filtro all'interno che ci dà una buona, come dire, sicurezza, una buona sicurezza. Ecco, ecco, se si dovessero vendere sono monouso, ma nel nostro caso, come dire, non avendo attività speculativa dietro, tenete conto che sono fatti con tessuto di cotone e filtro che sono lavabili a 100 gradi, quindi se li mettete per 10 minuti in un pentolino la sera a 100 gradi sono disinfettate, per cui voglio dire, quando uno ne ha 2, massimo 3 di queste e li turna, un giorno ne usa uno, poi la sera arriva, li lava e cambia l'altro e così via, ha una buona disponibilità. Noi non facciamo, come dire, attività di natura professionale, io faccio un altro mestiere, produco energia rinnovabile, lo sapete tutti. Spererei che lo Stato, ecco, perché ho provato a cercare chi certifica queste mascherine, ma sono tutti chiusi. Se li facesse certificare, questo sarebbe un sistema per essere liberi dalle importazioni, perché quando ieri sera il capo della protezione civile dichiara che ne ha ordinato 90 milioni e ne servono 90 milioni, ne ha ordinato 50 milioni, ne sono arrivati 5.000, voi comprendete la difficoltà soprattutto degli operatori sanitari, ma speriamo bene. Vi auguro di vedere le altre immagini in modo tale che potete, come dire, darci una disponibilità. Sarebbe un bel messaggio a livello nazionale che Agrigento può dare, e la provincia di Agrigento. Questo sicuramente è una forma, come dire, di sensibilizzazione. Stiamo a casa, almeno possiamo fare qualcosa. Vi chiedo che qualora siete disponibili non di scriverlo su Facebook, ma di mandare un'email a info@moncadaenergy.com. L'associazione GISE a supporto del 118, si incrementa il servizio anche ad Agrigento. Arturo Cantella. Tra chi opera nel nostro territorio in questo momento di grande emergenza c'è anche l'associazione di volontariato GISE, diretta da Sandro Bennici, che con le sue ambulanze è di grande aiuto in eccedenza alle chiamate del 118 del servizio sanitario regionale.
Ma noi siamo abituati già alle emergenze, abbiamo partecipato a parecchie emergenze come quella dell'Abruzzo, all'Aquila, siamo stati più di 60 giorni a disposizione del Dipartimento regionale e nazionale della Protezione Civile. Oggi siamo stati impegnati e siamo impegnati quotidianamente nella gestione dei soccorsi in eccedenza. Come voi sapete, la nostra associazione si occupa di eccedenza 118 in collaborazione alla centrale operativa del 118 di Caltanissetta, ma comunque i nostri operatori sono quotidianamente impegnati a seguito di un'attivazione diretta fattaci dal Dipartimento regionale di Protezione Civile per la gestione di un numero verde proprio ad Agrigento. È il quarto numero verde che è stato attivato a livello regionale e ci sono dei nostri operatori assieme ad altre associazioni di volontariato che si occupano della gestione di questo numero verde. Arrivano molteplici chiamate, tantissime chiamate che vengono in qualche modo assistite dai nostri operatori. Invece 3 dei nostri operatori sono stati attivati direttamente dall'ASP di Agrigento, dal reparto di epidemiologia di Agrigento. Intanto ringraziamo la dottoressa Bosco che ci ha dato la disponibilità di una stanza con dei computer dove i nostri operatori sono sempre 3, non cambiano, che ogni mattina si recano presso l'ASP di Agrigento e monitorano alcune schede, alcuni nominativi, sono molti nella fattispecie, di persone che si sono già censite, quindi i nostri operatori li chiamano, li assistono telefonicamente qualora ci fossero delle evoluzioni appunto di criticità. È un lavoro che stiamo facendo molto serio, importante, lo stiamo facendo per l'ASP di Agrigento, un po' in tutte le ASP della Sicilia, questo lo stiamo facendo noi come GISE, sempre su attivazione diretta del Dipartimento regionale della Protezione Civile. Noi siamo per ora in 4, preferiamo rimanere in 4, i turni ce li copriamo noi, evitiamo di in qualche modo coinvolgere gli altri volontari, facciamo dei turni come voi vedete, siamo all'interno della nostra sede, da qui non ci spostiamo, abbiamo tutto quello che ci serve, abbiamo un po' lasciato le nostre famiglie proprio per evitare possibili contagi. Al momento non abbiamo avuto casi particolari, casi di crisi respiratoria particolari, ma l'ordinario, quindi gestiamo incidenti stradali o sintomatologie varie che al momento non riconducono a quello che potrebbe essere il coronavirus, il Covid-19. Siamo qui, voi rimanete a casa, senz'altro il nostro in qualche modo consiglio è quello che dovete rimanere a casa. Ci siamo noi. Siamo noi tutti i volontari assieme alla Croce Rossa, alle Misericordie, alle ANPAS, tutti i volontari siamo una cosa sola, assieme alla Protezione Civile, al Comune di Agrigento, al nostro sindaco che sta facendo tantissimo per supportarci e per darci la possibilità di poter lavorare in sicurezza. Che dire? Rimanete a casa, noi non possiamo e dobbiamo essere qui per forza. L'azienda sanitaria di Agrigento si potenzia, più posti e più personale. L'ASP firma anche un protocollo con Caltanissetta, i dettagli nel servizio. Nell'ambito delle misure urgenti poste in essere per contrastare efficacemente l'emergenza coronavirus, l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha individuato presso i presidi ospedalieri di Agrigento, Sciacca, Licata e Canicattì la disponibilità immediata di posti letto per il trattamento non in terapia intensiva o subintensiva dei pazienti affetti da Covid-19. Sono stati inoltre potenziati gli organici del personale infermieristico con l'immissione in servizio a partire dall'inizio di questa settimana di circa 50 unità dedicate specificamente alla cura delle persone affette da coronavirus. Oltre a questi provvedimenti, l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha siglato un importante protocollo con l'ASP di Caltanissetta che prevede l'ottimizzazione e la rimodulazione dei reparti di terapia intensiva delle 2 province, in considerazione del fatto che presso l'ASP di Caltanissetta, diversamente da quanto in atto ad Agrigento, sono attivi 10 posti di malattie infettive e 10 posti in pneumologia.
Le direzioni strategiche delle due aziende, previo consenso da parte dell'assessorato regionale alla salute, hanno ridefinito la distribuzione numerica e qualitativa dei pazienti bisognosi di cure in terapia intensiva. Nello specifico è stato stabilito con efficacia immediata che i posti in terapia intensiva presso l'ASP di Caltanissetta siano dedicati esclusivamente al trattamento di casi di Covid-19 e che gli stessi accolgano non solo i pazienti del comprensorio Niceno, ma anche quelli eventualmente provenienti dalla provincia di Agrigento. Per converso, l'ASP di Agrigento, che non tratterà i pazienti Covid-19 in terapia intensiva, destinerà i 16 posti di terapia intensiva ordinaria attualmente disponibili, 8 presso l'ospedale di Agrigento e 8 a Sciacca, sia ai pazienti non Covid-19 agrigentine che a quelli della provincia di Caltanissetta. Per effetto di quanto stabilito nel corso della prossima settimana, l'ASP di Caltanissetta procederà a trasferire i propri pazienti già in cura presso il reparto di terapia intensiva di Agrigento. Le due aziende sanitarie si terranno in stretto contatto, informando costantemente il 118 per la gestione delle emergenze. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Il sindaco di Naro scrive a Musumeci per sostenerlo nella battaglia per scoraggiare gli arrivi in Sicilia dal centro-nord e da altri paesi. Ringrazia chi lavora per garantire servizi essenziali e raccomanda di restare a casa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Tra i tanti appelli fatti dai sindaci della nostra provincia c'è anche quello del sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, che in questo video documenta l'attività della Polizia Municipale della Fulgentissima impegnati nei controlli del territorio relativi al decreto Conte sul coronavirus e l'invito quindi a restare a casa. Attenzione, emergenza coronavirus. Come vedete, loro sono costretti a stare fuori per salvaguardare la nostra incolumità, per convincerci e controllarci perché dobbiamo stare a casa. Un grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine e in particolare per noi al nostro comando di Polizia Municipale. Insieme ce la faremo, ricorderemo questo come uno dei momenti più brutti della nostra vita, ma se rispettiamo le regole ce la faremo. Quindi restiamo a casa, rispettiamo chi lavora per noi, andiamo avanti, sarà una nuova primavera. Gli animali non trasmettono il coronavirus, anzi con il loro amore incondizionato riescono a rendere le nostre giornate meno difficili. C'è il servizio. Questo è un periodo difficile e delicato per tutti gli italiani. Ci si trova a dover affrontare l'emergenza, le misure straordinarie che inevitabilmente stanno modificando le nostre abitudini e le incertezze che ci mettono di fronte a una serie di quesiti a cui spesso non si è in grado di rispondere. LNDC Animal Protection si è messa a disposizione dei cittadini attivando una mail dedicata per rispondere a qualsiasi informazione. È bene sottolineare ancora una volta che gli animali non trasmettono il coronavirus, anzi con il loro amore incondizionato riescono a rendere le nostre giornate meno difficili e per animali intendiamo anche i meno fortunati, quelli che vivono in strada o nei canili, ai quali noi di LNDC diamo quanto più possibile, ricevendo in cambio molto di più, affetto, gratitudine e amore immenso. Una cosa è certa, dagli animali c'è tanto da imparare. Il virus può essere trasmesso tra uomo e animali? No, tutte le fonti scientifiche sono concordi nell'affermare che non c'è alcuna evidenza che faccia pensare che ci sia pericolo di contagio da parte dei nostri amici a quattro zampe, anzi, i nostri animali potranno illuminare le nostre giornate con il loro amore.
Posso ancora portare a spasso il mio cane? Sì, il governo ha chiarito che la passeggiata rappresenta un evento necessario per il benessere animale, tra l'altro lo è anche per il nostro, pertanto è permesso ma nei dintorni della propria abitazione e per il tempo necessario, rispettando sempre la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. Posso portare il mio animale dal veterinario? Sì, il Ministero della Salute ha specificato che gli spostamenti relativi alla cura degli animali da affezione rientrano negli ambiti dei motivi di salute, pertanto è possibile farlo portando con sé l'autodichiarazione richiesta dal DPCM, specificando i motivi dello spostamento. Consigliamo, prima di partire, di contattare telefonicamente il veterinario per un confronto preventivo, poiché la decisione dell'apertura degli ambulatori veterinari dei liberi professionisti è in capo al singolo titolare. Hai fissato un appuntamento con il veterinario per la vaccinazione del tuo animale? Bisogna farla o si può rinviare? La Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani l'11 marzo scorso ha invitato a limitare l'attività professionale alle situazioni di emergenza, rinviando vaccinazioni, visite di routine, diagnostica e chirurgia non urgente. I negozi di prodotti per animali rimarranno aperti? Sì, la chiusura degli esercizi commerciali disposta dal DPCM prevede una serie di eccezioni, tra cui i negozi di prodotti per animali. In alternativa comunque ci sono molti siti specializzati da cui è possibile ordinare online e ricevere prodotti comodamente a casa senza dover uscire. Inoltre vogliamo ricordare che la circolazione delle merci e la loro produzione non ha subito alcuna limitazione, dunque non c'è il rischio di restare sprovvisti del cibo per i nostri animali. Tra l'altro sono aperte anche le farmacie e le parafarmacie dove si possono trovare prodotti per animali. Il mio animale ha bisogno di un farmaco e di cibo veterinario specifico, non lo trovo nel mio comune. Posso acquistarlo fuori dal mio comune? Sì, ma bisogna sempre essere accompagnati dall'autodichiarazione. Per l'acquisto del cibo specifico vi consigliamo anche di farvi trasmettere dal vostro vet una prescrizione e allegarla all'autocertificazione. Possono essere adottati gli animali nei canili rifugi? Sì, di fatto è possibile, ma alla fine di limitare lo spostamento degli umani e il contatto tra le persone, purtroppo e per forza di cose, tante strutture, per un periodo fino a 30 giorni a partire dal 2 marzo, così come stabilito dalla circolare del Ministero della Salute, hanno dovuto sospendere questa importante attività. Comunque, se si vuole adottare un animale, bisogna contattare il rifugio situato nel proprio comune di residenza. Sono un volontario, posso continuare la mia opera di volontariato per gli animali anche fuori dal mio comune? Sì, gli animali ospitati nelle strutture di ricovero continueranno normalmente a essere accuditi. Il Ministero della Salute ha chiarito che la gestione degli animali e la tutela del loro benessere sono attività non derogabili e pertanto devono continuare a essere esercitate. È possibile continuare a portare da mangiare ai gatti di colonia o ai cani sul territorio? Sì, il Ministero della Salute ha chiarito che l'accudimento e la cura dei gatti in stato di libertà è un'attività non derogabile per garantire il benessere degli animali. Per l'accudimento di animali che vivono fuori dal proprio comune bisogna munirsi di autodichiarazione. Vi segnaliamo che alcune prefetture richiedono la dichiarazione dell'associazione di appartenenza o il modulo ASL di assegnazione diretta e nominativa della colonia felina. I cani vaganti e gli animali feriti si possono segnalare agli organi preposti per la cattura o il recupero? Sì, tali attività non possono essere interrotte poiché il soccorso e il recupero degli animali vaganti o feriti è una prestazione indifferibile, come sottolineato nella nota del Ministero della Salute. Pertanto, in tale circostanza, bisogna necessariamente segnalare il caso alla Polizia Municipale e all'ASL, sottolineando che il soccorso o il recupero degli animali non può essere interrotto, poiché è prestazione indifferibile. I servizi veterinari pubblici continuano a esercitare? Sì, con le specifiche di cui alla circolare del Ministero della Salute del 2 marzo scorso. A Favara, durante i controlli contro la diffusione del coronavirus, è stato catturato un tunisino ricercato dal 2016, Arturo Cantella. Incappa nella rete dei controlli contro la diffusione del coronavirus, catturato un tunisino che era ricercato dal 2016 grazie ai controlli sul coronavirus effettuati dai carabinieri di Favara. Continuano a tappeto, come è noto, i controlli sulla strada dei carabinieri contro la diffusione del coronavirus. Durante uno degli innumerevoli servizi svolti in tutta la provincia di Agrigento, i militari della tenenza di Favaro hanno arrestato ieri pomeriggio un tunisino 32enne sul quale pendeva da ben 4 anni un ordine di carcerazione per rissa.
I controlli per l'applicazione delle disposizioni governative messe in relazione alla nota emergenza del coronavirus proseguono infatti serrati ad Agrigento e in tutti i comuni della provincia. Durante tutta la settimana sono andate avanti le verifiche sulla circolazione di automobilisti e pedoni, ricorrendo anche quando necessario a numerose autodichiarazioni da parte dei cittadini. Nel corso di uno di questi numerosi servizi per i carabinieri della Tenenza di Favara si è anche concretizzato un brillante risultato operativo. Nel corso di uno dei molteplici posti di controllo svolto in via dei Canali aveva infatti destato sospetto l'atteggiamento di un soggetto che si aggirava in una delle strade vicine. Alla richiesta dei documenti lo stesso si è dimostrato restio a sottoporsi alle verifiche di prassi dei militari in tema di rispetto del decreto governativo in atto. È sin da subito sembrato che avesse avuto qualcosa da nascondere. Una volta identificato, i carabinieri hanno infatti scoperto che su quel 32enne tunisino pendeva un ordine di scarcerazione per una rissa avvenuta 4 anni fa ad Avola, in provincia di Siracusa. Dopo anni di ricerche, quindi, il pericoloso fuggitivo, su cui pende una condanna alla reclusione, è incappato nell'efficace rete dei controlli predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, i cui servizi a tappeto andranno avanti senza sosta in città, nei paesi della provincia, non solo per l'emergenza in atto, ma anche per l'ottenimento di ulteriori importanti risultati operativi. Nell'Agrigentino altro carico di hashish è stato restituito dal mare sulla spiaggia di Torre Salsa in territorio di Siculiana. I militari dell'esercito impegnati nell'operazione Strade Sicure, coadiuvati poi dai carabinieri, hanno scoperto un sacco di juta contenente panetti di hashish per oltre 20 kg. Si tratta del 7° ritrovamento di hashish in spiaggia in Sicilia dal gennaio scorso e verosimilmente è parte di un traffico di droga marittimo in corso in un incidente. Nei precedenti casi l'hashish è stato trovato 2 volte a San Leone, a Realmonte, a Caporossello in provincia di Messina, a Marinella di Castelvetrano in provincia di Trapani e sempre a Trapani a Marsala. E se l'emergenza dovesse continuare, il mondo della scuola è pronto a riorganizzarsi. I dettagli nel servizio. Come si sta organizzando la scuola in generale? Vi è una data, ma non sappiamo se quella data di riapertura venga rispettata o meno. Abbiamo avuto 2 momenti, il primo che è stato quello di impulso in cui tutte le scuole hanno cercato in qualche modo di rispondere alla chiamata del Ministro, di essere vicino agli studenti. La seconda fase era quello di fare fronte alle reali potenze di hardware e software in dotazione dei docenti e degli alunni. In questo momento siamo nella seconda fase, stiamo a livello provinciale rispondendo alla chiamata delle scuole. La dottoressa Fasulo coordina la situazione di crisi insieme all'equipe territoriale della Sicilia e la dottoressa Palumbo, che è la provveditrice della provincia di Trapani. Insieme, in modo sinergico, stiamo cercando di fronteggiare a tutte le domande che ci vengono poste dalle scuole. Bisogna innanzitutto scegliere un protocollo formativo, non bisogna andare all'avventura, linee guida uniche a livello regionale su indicazione del Ministero, attuate poi là dove ci sono delle difficoltà, cercando di risolvere i casi particolari. Tutte le scuole della provincia di Trapani, e posso anche dire di tutta la Sicilia, stanno fronteggiando la problematica della formazione a distanza, facendo un censimento della dotazione informatica dei docenti e degli alunni. Contemporaneamente sono insieme in una classe virtuale, si vedono e si sentono, attuando delle netiquette che sono un galateo che viene utilizzato in contesti informatici. Stiamo testando insieme a delle scuole, una di queste è l'ITET Caruso di Alcamo, ma ne potrei veramente citare tante altre fuori da Alcamo. Quando sarà pronto questo protocollo? Faccio parte dell'equipe formativa territoriale della Sicilia. Dirigenti scolastici della Sicilia, farete un briefing per via telematica? Lo faremo suddivisi, si chiamano per ambito. Ogni provincia a sua volta è suddivisa in piccoli raggruppamenti di scuole e l'USR e l'USP sta organizzando ovviamente questi incontri con tutti i dirigenti. È ovvio che scuole di scuole superiori si adotteranno in un modo e scuole della fascia inferiore, intendo dire come fascia di età, si adotteranno in altro modo. Anche Video Sicilia e altre televisioni
metteranno a disposizione una fascia oraria come ulteriore canale comunicativo. Ce la faremo ad avere una scuola per via telematica nel caso questa emergenza nazionale, se dovesse andare per le lunghe, per i primi di aprile? Assolutamente sì, ma anche prima direi. Tranquillizzare le famiglie. Tutte le scuole della provincia di Trapani, tutte le scuole della regione Sicilia si stanno attrezzando per dare una formazione a distanza ai propri studenti. E stiamo tranquillizzando migliaia di famiglie. Assolutamente, tutte le scuole della provincia di Trapani, di cui io sono uno dei referenti, attrezzando per dare formazione a qualsiasi livello. Non è vero che noi in Sicilia siamo indietro su tutto e tutto. La Sicilia ha delle dotazioni informatiche, persone che sono in questo momento importanti perché sono delle ottime guide. Abbiamo avuto i PON, FESR, cioè significa dei finanziamenti per acquistare attrezzature, che hanno dotato molte scuole di attrezzature che adesso possono, per esempio, in comodato d'uso, dare degli strumenti. E vi salutiamo mostrandovi Io resto a casa, il video di Sicilia Cabaret in collaborazione con la regione siciliana. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto. Muoviti fermo, mica fare, tutti ci portano e puoi contagiare, sta tu sì, un presidiare, siamo una casa a fondo ospedale. A casa che ho trovo chi fare, spolvera lavaci sui letti fare. Leggiti un libro, rintra tua stanza, che forse combatta ignoranza. Lavati mano ogni pezzotto, pure se ne esce un barre con notto. Levati il capo, ma quale abbraccio, si sta vicino e ti faccio un mazzo. È sottinteso che ci amiamo, ma il suo minuto, un dane ma mano. Te pare quanto può bene niente, un parare assai, co virus ci siente. Muoviti fermo, mica fare, tutti ci portano e puoi contagiare, sta tu sì, un presidiare, siamo una casa a fondo ospedale. Si va bene a tua madre, a tuo padre, state quieto, non fare minchiate. Si va bene a tua sorella, a tuo frate, salute lontano e non dare vasate. Si va bene a tua nonna Pina, parlaci sì, ma che mascherina. Si va bene a tuo nonno Pietro, c'è stare lontano, picca con mia giù. Vuoi ritrovare a tua cucina, ti fare un bagno con acqua mucchina. C'è chi a fare la curazia, ci fa una chiamata e così sia. Muoviti fermo, mica fare, tutti ci portano e puoi contagiare, sta tu sì, un presidiare, siamo una casa a fondo ospedale. Muoviti fermo, mica fare, tutti ci portano e puoi contagiare, sta tu sì, un presidiare, siamo una casa a fondo ospedale. Carica, carica, tutta l'Italia si carica, 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 torniamo sovrani ma senza corona e carica, carica, chiudiamo le porte di questa ferita, carica, carica e apriamole verso la vita. Muoviti fermo, mica fare, tutti ci portano e puoi contagiare, sta tu sì, un presidiare, siamo una casa a fondo ospedale. Muoviti fermo, mica fare, tutti ci portano e puoi contagiare, sta tu sì, un presidiare, siamo una casa a fondo ospedale.